Ai piedi delle Dolomiti, nel cuore di Pedavena, esiste un luogo dove la storia non è mai davvero finita. È il 1897 quando tutto inizia. Tre fratelli scelgono questa valle non per caso, ma per necessità. Qui l'acqua è diversa, più pura, più adatta a trasformarsi in birra. Nasce così uno stabilimento che all'inizio è solo produzione, muri industriali, lavoro, fatica. Ma qualcosa cambia presto, perché questo posto inizia a crescere insieme al paese. Non resta una fabbrica, diventa un punto d'incontro, un riferimento per chi lavora, per chi passa, per chi torna. Poi arriva il Novecento e con lui le guerre, i bombardamenti, le difficoltà. E ogni volta sembra che possa essere la fine, ma non lo è mai davvero. La birreria viene danneggiata, ricostruita, riaperta, come se il territorio non volesse lasciarla andare, come se fosse diventata parte della sua identità. Il tempo passa, cambia la produzione, cambia il mondo attorno. Ma qui succede una cosa rara. Non si perde la continuità, non arriva mai il vuoto. Solo trasformazione. Oggi la birreria di Pedavena non è un ricordo, è ancora un luogo vivo, con le sue sale enormi, i suoi spazi storici, e quella sensazione difficile da spiegare di qualcosa che è sopravvissuto a tutto. Non perché è rimasto uguale, ma perché ha saputo cambiare senza sparire. E forse è questo il vero punto. Non tutti i luoghi devono diventare rovine per avere una storia. Alcuni decidono semplicemente di restare,